Saranno 150 gli espositori tra hobbisti e artigiani, 30 in più dello scorso anno, che parteciperanno a Mastros in Nugoro, la manifestazione inserita nel programma di Autunno in Barbagia che si svolgerà nel capoluogo barbaricino il prossimo fine settimana. Una manifestazione che coinvolgerà i due rioni storici di Nuoro, Sant'Upredo e Seuna, che ospiteranno nelle case storiche, negli spazi espositivi, nelle cortes, alcune delle produzioni tipiche nuoresi, dall'artigianato alla cultura, senza dimenticare l'enogastronomia. Enrico Palinsesto di Mastros in Nugoro è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa da Leonardo Moro, assessore comunale al turismo. All'incontro sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni che prenderanno parte all'evento, che sarà sponsorizzato dall'azienda Centro Cash di Pratosardo. L'assessore Moro ha sottolineato i numeri della scorsa edizione che quest'anno si spera vengano superati. Quindi ha dato la parola ai rappresentanti delle associazioni che hanno illustrato le proprie iniziative. Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, ha sottolineato Antonietta Accosu, nell'ambito del programma promosso da Union Camere, organizzerà un convegno venerdì e poi una mostra nell'ex casa ASL di via Ferraccio dal titolo Le mani delle donne. L'associazione Madri, che ha spiegato Gigi Murro, invece allestirà una collettiva di pittori e scultori nuoresi nel centro polivalente di via Roma, che ospiterà anche una mostra regionale del fumetto. Nella stessa location, il Comitato 7 giorni su 7 nuoresi, ha ricordato Francesco Tufu, ospiterà la mostra regionale del coltello e tutta una serie di eventi musicali. Anche quest'anno i turisti potranno contare sulle guide multilingue rappresentate dagli studenti dell'ITC SATA 2, che hanno spiegato la preside Pierina Masuri e l'insegnante Vina Cherchi, allestiranno 2 infopoints in Piazza delle Grazie e in Piazza San Giovanni. Casa Ciusa ospiterà invece una mostra dall'artigianato curata da Roberto Zirano. Fabbri, sarti, falegnami, calzolai esporranno i propri prodotti. L'associazione Nugoro Eris e Toie, rappresentata da Claudio Appurcu, allestirà sempre a Casa Ciusa una mostra fotografica con 2500 scatti, sia professionali che di collezioni private, che raccontano la Nuoro che non c'è più. Gli amici dell'Hospice, ha spiegato Patrizia Vernes, invece nell'ex mercato civico daranno vita ad una sfilata di moda. Infine grande spazio alla musica. Quest'anno, ha ricordato Antonio Musina, cade il 40° anniversario della fondazione del gruppo folk Sant'Upredo, che sarà festeggiato con un convegno e una mostra di strumenti musicali. Giubileo anche per il coro Ortobene, che compie 50 anni. Poi ci saranno gli hobbisti che saranno ospitati nelle case dei contrafforti, Sulis e nel mercato civico.